nel tram di Posillipo al tempo dell'estate. Un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miezza rindia foro, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, e qua sanzina indrangata s'accomoda signora. Oh oui. E allora dietro l'angolo mi strinse ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare che cosce da signora. Oh yeah. E allora dissi: e di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parti domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh, grazie, e sammo che a signora. Ya, ya. E allora poi ad un anno, cadendo tramway, a gente ci guardaina, dissi: signor scendendo, e ma pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frise ce niente, ma io sono qua signora. E perché? E allora senza scrupoli ma cominci a lanciare, ma con un fare ingenuo mi disse: occhio non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna allora. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frise ci magnaia ma 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette qua signora. E qui viene il graziosissimo Cayenne Patrasì, a tutti presentava: presento mio marito. Ma aveva pigliata proprio con un cafone fuori, e ghettami in da camera e sassette a signora. Ogeu. E allora mentre stavo proprio per abbracciare, vicino alla porta tutta sentette i tuzzoli. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking contro la signora. E allora ci guardai, ma curioso tutti e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2083. Con avanzata e spirito dissi io: ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor, signora. E allora lei fa: sei stupido, qua stupida madame. 100 lirette di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che vuoi ancora? Cascio per un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, mancano viene qua, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora taxi, chauffeur, pensione Flora, e glietta a trova media che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che la via Vecchia Panova non sa da mai cagnare.